Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. La tragedia di Porticello, interrogato per oltre 2 ore il comandante del Bayesan. Intanto i sub sono entrati nello scafo del veliero affondato e hanno perlustrato la cabina principale, ma non c'era nessun corpo. Immersioni complicate, in azione anche un robot sottomarino. Intrighi, servizi segreti, alta finanza, un intreccio internazionale aleggia intorno alla vicenda che presenta ancora molti lati oscuri. Confiscati beni per 100 milioni ad Antonino e Carmelo Paratore, imprenditori catanesi vicini al boss Zucchero, un impero costruito grazie ai patrimoni della mafia. Tenta di violentare la cugina al porto di Pozzallo, fermato da una coppia di passanti. Intanto finisce in manette l'autore della tentata violenza di Ferragosto a Balestrate. 20 tonnellate di cenere in un giorno nell'Ottocentro di Catania, il quantitativo di sabbia lavico conferito nelle isole ecologiche, che si somma a quello della raccolta porta a porta. Mentre si fa la conta dei danni del maltempo, torna il sole, in arrivo l'anticiclone delle Azzorre con temperature nella media. Spettacoli, il popolo della tuta gold in delirio per Mahmood alla Villa Bellini, l'idolo dei giovani, e si è esibito nell'ambito della rassegna Catania Summer Fest. Calcio, Sirigu sempre più vicino al Palermo, il Catania lavora in vista della prima di campionato sabato contro il Sorrento. Toscano chiede ai suoi una partenza importante. Ancora in primo piano la tragedia di Porticello con il veliero affondato sotto la furia di una tromba d'aria. Ancora senza esito le ricerche dei 6 dispersi da parte dei sub che sono riusciti ad entrare nello scafo adagiato sul fondale. Ci colleghiamo in diretta da Porticello, dove per noi c'è la nostra inviata Adelaide Barbagallo. Sì, sono appena rientrati i sommozzatori della Guardia di Finanza, della Polizia e della Guardia Costiera, anche loro senza purtroppo aver trovato alcun corpo. Si susseguono quindi le immersioni, possono rimanere sott'acqua poco tempo e poi devono essere sostituite queste squadre da altri colleghi. Contemporaneamente va avanti l'inchiesta della Procura di Termini Imerese, che indaga sulla dinamica del naufragio, su come possano esserci persone disperse, tuttora non si trovano. La Procura ha sentito il comandante del Bayesan, un uomo esperto, abituato a guidare dei yacht di lusso, l'ultimo per un miliardario turco, quindi un uomo esperto che conosce molto bene il Mediterraneo. È stato ascoltato per oltre 2 ore, adesso saranno interrogati anche gli altri membri dell'equipaggio. Adesso può partire il servizio. Vanno avanti senza sosta le ricerche dei 6 dispersi nel naufragio del super yacht britannico Basin, affondato a mezzo miglio dalla costa di Porticello poco prima dell'alba di lunedì, mentre nella zona imperversava una violenta tromba d'aria. All'appello mancano il magnate britannico Mike Lynch e la figlia Hannah, il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer e sua moglie Anne, l'avvocato Chris Morvillo e la moglie Nada. I sommozzatori della Guardia Costiera stanno ispezionando lo scafo con un robot telecomandato, mentre gli speleosub dei Vigili del Fuoco sono riusciti ad aprirsi un varco per accedere all'interno dell'imbarcazione, dove si ritiene siano intrappolati i corpi dei dispersi. Operazioni non semplici, anche perché i sub hanno in totale 12 minuti a disposizione per poter raggiungere il veliero, entrare all'interno e poi riemergere. 2 minuti servono solo per scendere e poi risalire, quindi in 10 minuti possono stare sott'acqua. Sul naufragio del Basin indaga la Procura di Termini Imerese. Tanti gli aspetti che lasciano perplessi e da chiarire. Anche i pescatori di Porticello non riescono a spiegarsi come uno yacht considerato sicuro sia potuto colare a picco in 1 minuto. Un grande veliero, un grande yacht come questo, così grande, come fa ad affondare secondo lei, che è un uomo di mare? Tipo di yacht che c'era là, c'ha la chiglia retrattile, essendo che non c'era mare grosso
l'hanno ridotto di immersione. All'atto che è arrivato questo portuale non aveva più la sicurezza di stabilità avendo la chiglia retata. Basta una semplice giravolta così, la barca ha fatto, si è fiancheggiata, l'albero di sicuro ha toccato l'acqua. Un albero di 70 metri toccando l'acqua diventa 1000 tonnellate e la forza il baricentro della barca si è spostato, si è inverso e l'albero si è trainato la barca giù. I 15 superstiti intanto si trovano nel resort Domina Zagarella, blindati e coperti dal più assoluto riservo. Elementi utili alle indagini potrà darle il robottino che viene utilizzato adesso per immergersi a 300 metri di profondità e può rimanere sott'acqua per 6-7 ore. Potrà fornire delle immagini per far comprendere agli inquirenti la dinamica dell'incidente. Intanto si aspetta qui anche una squadra dei vigili del fuoco, di sommozzatori attrezzata per rimanere un po' più a lungo in acqua e quindi agevolare ancora le ricerche dei dispersi. Si è riusciti ad entrare nella cabina dell'armatore ma non è stato trovato alcun corpo. Adesso si continuano a scandagliare gli ambienti interni dello yacht, ambienti molto vasti e dunque serve ancora tanto tempo. La linea allo studio. Grazie a Adelaide, e altri elementi potranno arrivare dai database di questo veliero perché gli inquirenti hanno contattato Italian Sea Group, la società proprietaria di Perini Navi, il gruppo di cantieri di Viareggio che nel 2008 varò il Baiesan e a quanto si apprende lo scopo sarebbe appunto di acquisire i database che contengono tutte le informazioni sul veliero che aveva subito importanti aggiornamenti sia nel 2016 che nel 2020. Intanto attorno a questa tragica vicenda legge un intreccio di servizi segreti, alta finanza e cospirazioni internazionali in quello che sembra assumere i contorni di un giallo. Luca Ciliberti. Servizi segreti, dettagli inquietanti, strane coincidenze e poi i patrimoni milionari enormi. Sul naufragio dello yacht Baiesan a Porticello si stanno rapidamente diffondendo notizie che suggeriscono che dietro questo evento possa celarsi un intrigo internazionale. Tra i dispersi c'è il proprietario dell'imbarcazione Mike Lynch, il Bill Gates britannico. Il suo ex vice Stephen Chamberlain invece è morto sabato scorso dopo essere stato investito da un'auto pirata in Inghilterra. Entrambi erano accusati e poi assolti di aver gonfiato il valore della società Autonomy acquisita dal colosso americano Hewlett Packard nel 2011 per 11 miliardi di dollari. Sull'imbarcazione c'era anche l'amico Jonathan Bloomer, presidente del gruppo assicurativo Hiscox e di Morgan Stanley International, che al processo aveva testimoniato a suo favore. Anche Bloomer è tra i dispersi. Mike Lynch e Stephen Chamberlain poi non erano solo uomini di affari di successo, erano profondamente inseriti in reti di potere globali. Dopo la vendita di Autonomy a Hewlett Packard nel 2011 si sono concentrati su Darktrace, una delle aziende più avanzate nel campo della sicurezza informatica. Darktrace è una società strettamente legata ai servizi segreti di tutto il mondo e arruolava tra le sue fila ex membri di MI5, MI6, FBI, NCA e CIA. I suoi contatti si estendono fino a Westminster e al potente mondo della finanza internazionale. Darktrace, con le sue tecnologie avanzate e le sue connessioni, potrebbe aver rappresentato una minaccia per i poteri molto influenti e il tempismo degli eventi solleva più di un dubbio. Il popolare quotidiano inglese The Guardian racconta che Lynch avesse una particolare inclinazione per James Bond. Si dice che le sale conferenze siano state chiamate con i nomi dei nemici di James Bond come Goldfinger e Autonomy aveva persino una vasca di piranha nell'atrio in omaggio al film 007 Si vive solo due volte. Cambiamo argomento, maxi confisca per Antonino e Carmelo Paratore, padre e figlio, già agli arresti, entrambi a capo di uno dei gruppi imprenditoriali più importanti della Sicilia, costruito però con i soldi della mafia. Simona Mazzone. Da umile carpentiere a uno tra i più facoltosi imprenditori siciliani grazie a stretti rapporti instaurati da decenni con la mafia. Un'escalation impressionante che in 40 anni ha segnato l'ascesa di Antonino Paratore e del figlio Carmelo a capo di un patrimonio di oltre 100 milioni di euro consistente in 14 società di capitali, 8 fabbricati e in svariati rapporti finanziari, oggi oggetto di un provvedimento di confisca eseguito dalla DIA di Catania. Si tratta di uno dei gruppi imprenditoriali più importanti della Sicilia orientale
ambientale, operante in svariati settori, principalmente nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti industriali, con la Cisma di Lentini, attualmente in amministrazione controllata. Negli anni Paratore, grazie ai rapporti con il boss ergastolano Maurizio Zuccaro, detenuto a Milano, storico esponente del clan Santa Paola Ercolano, sono riusciti a creare una vera e propria galassia di imprese, con società attive nei servizi di pulizia degli ospedali, nel settore immobiliare e nella gestione dello stabilimento balneare Le Piramidi, sul litorale catanese. Proprio alla fine degli anni 90 gli investimenti della famiglia sono legati a massicce emissioni di capitali non giustificate se non dalla provenienza illecita connessa a Zuccaro, un legame testimoniato anche dalla presenza dei Paratore al battesimo della figlia del boss e al matrimonio del primogenito, anche lui condannato per mafia e che secondo i giudici è proprio all'origine dell'impennata economica degli imprenditori. L'indagine avviata nel 2020 dalla DIA ha infatti preso in esame la posizione dei Paratore, già arrestati nel corso dell'operazione denominata Piramidi. A Pozzallo un uomo ha tentato di abusare della cugina. L'uomo ha provato a farla salire in auto con la forza, ma di fronte alla resistenza della ragazza ha cercato di consumare la violenza sul posto, strappandole gli abiti e cercando di avere un approccio sessuale, interrotto solo grazie all'intervento di una coppia di passanti. Poi la denuncia e l'arresto. A Palermo invece è finito in manette l'uomo che ha tentato di violentare una ragazza la notte di Ferragosto. Maglio Viola. Ferragosto con aggressione sessuale in provincia di Palermo e in particolare sul lungomare di Balestrate, località molto frequentata in estate, quasi al confine fra le province di Palermo e Trapani. I carabinieri della compagnia di Partinico hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un giovane di 27 anni accusato proprio di violenza sessuale. Lo scorso 15 agosto sul lungomare di Balestrate la vittima, una ragazza di 19 anni, sarebbe stata abusata dall'indagato suo conoscente con il quale insieme ad altri amici aveva deciso di trascorrere la serata di Ferragosto in spiaggia. Le indagini sono partite dal racconto della ragazza. Il giovane avrebbe abusato della 19enne dopo averla convinta ad allontanarsi dal gruppo e una volta soli, nonostante il rifiuto, l'avrebbe aggredita sessualmente. Proprio al rifiuto della ragazza le avrebbe procurato anche alcune lesioni. La ricostruzione della vittima coincide con le testimonianze raccolte dagli investigatori che hanno ascoltato tutti i presenti alle varie fasi della vicenda. Questo ha consentito ai carabinieri di identificare il 27enne e muovere le accuse di violenza. Sulla base delle prime indagini, il GIP di Palermo ha disposto la misura cautelare in carcere. Appare crescente il numero di denunce presentate dalle ragazze per episodi di questa natura. Un'altra vicenda risalente a sabato scorso ha portato ieri a un fermo a Gioiosa Marea, ma sono numerosi gli episodi in giro per la Sicilia. 4 giovani turisti italiani, 2 uomini e 2 donne, originari della provincia di Enna, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a nord di Nairobi quando il loro mezzo da safari è uscito fuori strada in Kenya. 2 di loro avrebbero riportato diverse fratture, ma nessuno è in pericolo di vita. E adesso vediamo il piano di rimozione della cenere lavica a Catania. Ci dice tutto Eva Spampinato. La Task Force Cenere ha lavorato senza sosta notte e giorno per raccogliere la cenere vulcanica conferita dai catanesi nelle 3 isole ecologiche fisse e nelle 6 isole mobili sparse per la città. E questa mattina gli uomini della Gema, che stanno ripulendo Catania in sinergia con le ditte Ecocar e Supereco, hanno completato il giro del centro portando via decine di sacchetti da Viale Ionio a Corsa Italia. In un solo giorno e nel solo lotto centro sono state raccolte già 20 tonnellate di cenere. La raccolta porta a porta verrà effettuata per le prossime 4 settimane e mercoledì sarà il prossimo giorno utile per conferire i sacchetti davanti le proprie abitazioni. I cittadini potranno depositarla martedì dalle 20:30 alle 22 insieme con la carta, ma in sacchetti separati e con la cenere in sacchi trasparenti, vietati quelli neri. In questo quadro diventano cruciali anche i punti di raccolta mobili e fissi. La Gema fa sapere che nei 4 punti mobili di raccolta cenere da loro gestiti la risposta è stata scarsa, con circa una decina di sacchi depositati per ogni punto. Sempre la Gema intanto ha intensificato l'attività di spazzamento sia manuale che meccanico, con un piano straordinario, turni extra e personale extra assunto appositamente per questa attività. Anche la pulizia delle strade continua senza sosta, come continua con uno sprint in più la pulizia dei tombini. Sono 2 le spade di Damocle sulla testa dei catanesi: la pioggia, che arriverà presto e sarà un pericolo se dovesse arrivare torrenziale, come è successo negli scorsi giorni in altre zone della Sicilia, e una possibile nuova eruzione dell'Etna che potrebbe vanificare tutto il lavoro svolto sino ad ora.
Poliziotti in servizio con le moto d'acqua a Catania hanno raccolto la richiesta di soccorso in mare lanciata da una barca vela in navigazione a Vaccarizzo. A bordo c'era un uomo che era caduto all'interno della cabina procurandosi una grave ferita alla testa. Nonostante il forte vento e il mare mosso, gli agenti affiancati da un battello della Guardia Costiera l'hanno raggiunto e consegnato al 112. A Giarre, nel Catanese, una donna è stata denunciata per alcuni furti in abitazione commessi con la tecnica che i carabinieri hanno ribattezzato del ciao ciao. Sentiamo Simona Mazzona. 2 anziane affacciate al balcone di casa, una donna in strada che le saluta, dice di essere l'addetta alle pulizie di uno dei condomini del palazzo, dopo aver carpito un cognome a caso dal citofono, rendendo il tutto più credibile. La donna, che si vede chiaramente in queste immagini, però non è una collaboratrice domestica, ma una ladra. Dopo 2 furti messi a segno è stata fermata dai carabinieri che hanno impedito il terzo colpo. Siamo a Giarre, nel Catanese, e il modus operandi è lo stesso. La donna sotto casa delle anziane le saluta come a conoscerle da tempo, chiedendo di entrare nel palazzo per recuperare il proprio auricolare caduto sul balcone mentre era intenta a lavorare. Le anziane, ingannate dai modi gentili, la fanno entrare accompagnandola fino in balcone così da aiutarla nelle ricerche. Nel frattempo una complice, grazie alla porta socchiusa, si intrufola in casa svuotando le borse e prendendo monili e gioielli in camera da letto. Dopo averla fatta franca, la truffa stava per scattare anche in via Massimo d'Azeglio, ma questa volta la donna è stata fermata dai carabinieri proprio mentre si sbracciava per salutare un anziano seduto in terrazza al primo piano dello stabile. Qui è stata bloccata e identificata. Si tratta di una 28enne di Siracusa incensurata. Indosso aveva un auricolare nascosto nel reggiseno che avrebbe poi fatto finta di ritrovare. Per la donna è scattata la denuncia. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per raccontarvi del caldo che sta per tornare. Dopo una breve tregua ritorna il caldo, anche se rimarrà al di sotto dei 40 gradi. Francesco Aloi. Alle Olie e soprattutto a Stromboli si contano ancora i danni del maltempo, ma in Sicilia è tornato lui. Eccolo, il sole. Cielo limpido e colonnina di mercurio che sale. Torna l'alta pressione con un nuovo anticiclone che questa volta arriva dalle Azzorre. Torna il caldo. L'era mancato? No, non mi era mancato. Le temperature dovrebbero oscillare tra i 30 e i 35 gradi, lontane dai 40. Il grande caldo delle scorse settimane quindi non dovrebbe esserci. Sul finire della settimana si potrebbero raggiungere anche i 37-38, ma complessivamente questo finale di agosto vedrà temperature non troppo eccessive. Qualche giorno all'insegna del bel tempo, poi a fine mese potrebbero tornare i temporali. Si potrebbero avere anche brevi periodi associati a temporali sparsi. Nel frattempo l'estate continua, con spiagge prese d'assalto e centri storici pieni di turisti, tra chi spera che duri ancora a lungo e chi invece aspetta il freddo e soprattutto la pioggia. E siamo agli spettacoli. La tuta gold di Mahmood infiamma la Villa Bellini di Catania per il concerto del cantante italo-egiziano. Eva Spampinato. Tutti si aspettavano la tuta gold, ma Mahmood ha sorpreso il pubblico catanese con un look alla Robbie Williams primi 2000, una magliettina sottilissima, effetto corpo senza pelle. Look, corpo, movimenti e quell'inconfondibile timbro vocale che ha reso Mahmood un vero e proprio idolo per i giovani, imponendosi nel panorama della musica italiana come uno dei più amati artisti sforna tormentoni. Il cantante italo-egiziano, in concerto alla Villa Bellini per la rassegna Catania Summer Fest, ha portato i suoi brani più celebri, dalla fortunata tuta gold dello scorso Sanremo a Soldi, brividi. Per me sarà un volo diretto all'aldilà di me.
Oltre 5.000 i fan che hanno riempito l'arena della Villa Bellini, una scenografia semplice ma d'effetto che ha esaltato la potenza vocale di Mahmood e la sua capacità di raccontare storie attraverso la musica, suscitando ascolti attenti e carichi di emozioni, mescolati con applausi scroscianti. Se il mondo ci vorrà distrutto, lotteremo soli contro tutti. Forse non è naturale che mi chiedi come sto, ti dico male. Ci fermiamo ancora, un'altra pausa e poi torniamo per parlare di mercato e campo delle siciliane. E siamo al calcio, colpi in entrata e lavoro sul campo in vista degli impegni di campionato per le siciliane. Marco Gullà. Il ritorno a Palermo di Salvatore Sirigu è sempre più vicino. Quella che era solo una suggestione si è trasformata col tempo in un'idea plausibile e al momento è la pista più concreta per sostituire l'infortunato Alfredo Mis. Il DS De Santis ha vagliato diverse soluzioni per la porta. Sono stati tanti i giocatori proposti, Brenno, Castrati, Nicolas e diversi contatti con i portieri come Consigli e Costil. Alla fine però il dirigente ha deciso di virare su Sirigu al momento svincolato dopo l'ultima esperienza in Turchia. Intanto la squadra lavora per la trasferta di Pisa, oggi allenamento a porte aperte al Barbera. Catania che lavora invece in vista della prima di campionato che sarà a Potenza contro il Sorrento sabato. Toscano chiede ai suoi una partenza importante. Sul mercato Tirelli è stato ceduto al Siena, Boa verso la Serie B. Alla Carrarese in entrata il club etneo sarebbe molto vicino all'acquisto di un difensore. Si tratta nello specifico di Alessandro Malomo, centrale classe 91, da gennaio 2022 in forza alla Triestina, club col quale ha messo a referto 105 presenze e 7 gol. Trapani che continua invece a collezionare colpi di mercato, Granata ad un passo da Ionita, centrocampista svincolatosi dal Pisa che piace molto anche a Lecco. Il Trapani però sarebbe in vantaggio e nella giornata di oggi potrebbe già trovare l'intesa sulla base di un accordo biennale. Messina che lavora verso il Potenza, ieri allenamento pomeridiano al Marullo. Domenica sarà assente l'attaccante Petrungaro che dovrà scontare un turno di squalifica. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.